Siccità e alte temperature ancora protagoniste, fiumi del Vicentino a livelli di criticità che non si vedevano dall'annata torrida del 2003. Qui siamo lungo il Retrone che soffre meno di altri ma il cui livello è inferiore alla norma di 70 centimetri. Qui siamo al confine tra Creazzo e Sovizzo, in Val Diezza, dove c'è un'asta idrometrica e il retrone non raggiunge lo zero. Normalmente abbiamo circa 60-70 cm di acqua in più. Di conseguenza anche negli altri punti del fiume l'acqua ha una minore portata. La preoccupazione va alle colture del periodo, specie gli ortaggi, il mais, la soia, ma si guarda con preoccupazione anche al broccolo, tipicità della zona. Il maggior rischio in questo momento è proprio per l'agricoltura, dal piccolo orto familiare che può avere chiunque di noi a quelle che sono le attività agricole del paese. In questo momento Mari pensa alla coltivazione di grano turco e mais, a breve ci sarà anche inizieranno le coltivazioni di broccolo fiolaro, che è il prodotto DECO del nostro comune e che, sebbene verrà poi raccolto a gennaio dopo le prime ghiacciate, è nel periodo estivo che viene seminato e curato. Tre i punti di osservazione per monitorare il livello del fiume. Qui siamo lungo il percorso ciclopedonale che parte dal Parco Doria e si collega a Sovizzo, dove l'abbassamento è visibile nonostante fauna e flora non siano ancora a livelli di sofferenza. Come in altri comuni vicentini, anche il sindaco di Creazzo si appella al buon senso dei cittadini con un'ordinanza che invita a limitare l'utilizzo di acqua potabile. Dobbiamo evitare di irrigare i nostri bei prati. Lo so che praticamente moriranno questi fiori, però il problema ora è molto grosso, quindi dobbiamo fare tutti un sacrificio. Evitare per esempio di lavare con l'idropulitrice le pareti delle case oppure le automobili, non è proprio il momento adatto.